benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Per l'ennesima volta sulla A19, code fino a 3 km fra Bagheria e Casteldaccia verso Catania. Schifani chiede il licenziamento del responsabile dell'ANAS Sicilia. Non ha nemmeno preso in considerazione, dice il governatore, l'ipotesi di una bretella alternativa. Basta guerra, parole alla diplomazia. A Sigonella, davanti alla base NATO, manifestazione per la pace perché la Sicilia non diventi l'avamposto fra due blocchi contrapposti. Danni all'ambiente, la polizia ferroviaria sequestra 4 società per traffico illecito di rottami metallici fra le province di Messina e Catania, 49 indagati. Ancora violenza e paura nel centro storico di Palermo, turisti rapinati e malmenati da un gruppo di palermitani. A Trapani è allarme per il susseguirsi di truffe agli anziani. Caldo record per altri 10 giorni, tutti al mare, sì, ma senza dar retta a certi social. È pericoloso usare acceleratori di abbronzatura e spruzzarsi d'acqua e sale per avere la tintarella più in fretta. Palermo in 100.000 al Foro Italico al concertone di Radio Italia, sul palco tra gli altri Negramaro, Raff, Noemi, The Colors, Blanco, e stasera c'è Cremonini a Messina. È tornato nella sua Ribera da vincitore Vincenzo Italiano, l'allenatore del Bologna, che ha alzato al cielo l'ultima Coppa Italia. E poi nel calcio a 5 il secondo scudetto consecutivo vinto dalla Meta Catania. I rossazzurri si impongono anche in gara 2 con Napoli e si confermano la migliore squadra d'Italia. Benvenuti. Caldo a oltranza anche in questo fine settimana, con punte pure di 40 gradi anche nei prossimi 10 giorni a causa dell'anticiclone africano. Unico sollievo il vento fresco che interesserà alcune parti dell'isola. Sul fronte traffico, sull'autostrada A19 si registrano ancora una volta code e rallentamenti fino a 3 km nel tratto compreso fra Bagheria e Casteldaccia in direzione Catania. È una situazione che, come sapete, si ripete puntualmente da tempo e che stamattina ha provocato la richiesta di un severo provvedimento da parte del governatore Schifani. Desiree Ferlito. Il presidente della regione Renato Schifani ha chiesto perentoriamente il licenziamento dei vertici di ANAS Sicilia per l'atteggiamento poco collaborativo nel risolvere i gravi disagi causati dai cantieri lungo l'autostrada A19, in particolare nel tratto in prossimità di Bagheria. Dopo la riunione del Comitato Operativo Viabilità, ieri in prefettura a Palermo, il governatore in una nota si dice molto irritato. La soluzione prospettata durante il sopralluogo insieme alla polizia stradale era la creazione di una bretella alternativa, deviare in caso di necessità o in situazione di emergenza il traffico sulla strada statale 113, la soluzione invece prospettata da ANAS. Immediata la reazione del governatore, che chiede quindi all'azienda un cambio di passo immediato. Servono responsabilità, visione e capacità di adattamento. Non è possibile pensare che i vertici regionali di ANAS siano in ferie, demanando a terze linee la gestione, continua il presidente Schifani. La Regione farà sentire la propria voce in tutte le sedi, anche a livello ministeriale. ANAS Sicilia continua a dimostrare scarso senso di collaborazione istituzionale nei confronti del ruolo del commissario e nei confronti dei siciliani. In queste settimane, infatti, gli utenti stanno affrontando disagi e lunghe code a causa di una pianificazione sbagliata dei lavori da parte dell'azienda, che ha dato il via a 2 cantieri contigui proprio alle porte di Palermo, e per di più in un periodo di traffico particolarmente intenso come quello estivo. Mobilitazione contro la guerra con un presidio e un corteo davanti alla base NATO di Sigonella. Il rischio, spiegano i partecipanti, è che la Sicilia diventi un avamposto fra 2 blocchi contrapposti, una situazione pericolosissima. Orazio Longo. Sapendo che chi siamo oggi qua non bastiamo,
Abbiamo la necessità, territorio per territorio, piazza per piazza, luogo di lavoro per luogo di lavoro, di fare crescere un movimento popolare della pace e per la pace. Eccolo il popolo della pace in marcia fino alla base NATO di Sigonella. L'articolo 11 della Costituzione ad aprire il corteo con uno striscione: mentore dei padri costituenti. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa. Un presidio della CGIL assieme all'Ampia e alla comunità di Sant'Egidio. Lega Ambiente Libera, WISP e Zero Waste. Il piano di riarmo che si sta alimentando in Europa e negli stati nazionali sia un piano che guarda lontano dalle necessità reali di questa nostra regione e di questo nostro paese. Ogni punto percentuale in più investito nella difesa significa sottrarre investimenti per l'azione contro la crisi climatica, la vera minaccia del nostro pianeta. La paura è che la nostra isola possa diventare avamposto di una guerra tra due blocchi contrapposti. Cita Pio La Torre, il segretario del PD Anthony Barbagallo, in una frase che disse il 4 aprile del 1982 in un'altra manifestazione contro l'installazione allora dei missili cruise a Comiso. Dopo 43 anni siamo ancora qui a chiedere pace, spiega Livia Adorno del Movimento 5 Stelle. La Sicilia è una terra di dialogo, vuole rimanere tale e allora anche per questo abbiamo presentato una interrogazione al Parlamento siciliano a mia prima firma e condivisa dall'intero movimento, proprio per chiedere al Presidente Schifani di prendere posizione netta col governo Meloni. Stop a tutti i conflitti, in primis a quello israelo-palestinese. Restituiamo la parola alla diplomazia, l'esortazione finale della rete siciliana contro la guerra. Pacifisti contro l'aumento delle spese per le armi, le tensioni in Medio Oriente, il ruolo strategico della Sicilia nel Mediterraneo, fondi che si intrecciano pericolosamente con quelli utili per costruire il ponte sullo stretto. Il dibattito internazionale è pressante, ma la politica siciliana si scalda solo quando si apre la discussione e anche le inchieste sulle mance all'Assemblea regionale. Ultima puntata oggi della stagione del Punto. L'approfondimento curato da Luca Ciliberti sarà in diretta su questi temi alle 14.30 oggi su Telecolor e domani alle 14 su Antenna Sicilia. 4 aziende, 3 di Catania, una della provincia di Agrigento, sono state sequestrate con l'accusa di traffico illecito di materiale ferroso fra Messina e Catania. Ci sono 49 indagati per danni all'ambiente. Francesco Triolo. 3 aziende di Catania ed una della provincia di Agrigento, operanti nel settore della raccolta, della trasformazione e del commercio di materiale ferroso, sono state sottoposte a sequestro preventivo al termine di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina. Il provvedimento eseguito dagli uomini della sezione Polizia Ferroviaria di Messina e della Polizia ipotizza a carico delle 4 società e di 49 indagati un'attività organizzata per il traffico illecito di rottami metallici tra le province di Messina e Catania, in violazione degli obblighi ambientali di tracciatura dei rifiuti vigente, sostanziatisi in una pluralità di condotte di raccolta, trasporto, cessione e conferimento di ingenti quantitativi tra maggio e settembre 2022. Alcuni elementi emersi nel corso delle indagini inducono però a ritenere che l'attività illecita possa risalire addirittura al 2020. L'attività investigativa ha consentito inoltre di ipotizzare il reato associativo allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti in materia ambientale. E a Siracusa la polizia ha arrestato un uomo e una donna, sorpresi mentre tagliavano i cavi elettrici dell'illuminazione pubblica nel quartiere Pizzuta. Si volevano impossessare del rame, intanto naturalmente una parte del quartiere a Siracusa è rimasta al buio. Ancora una volta è emergenza sicurezza nel centro storico a Palermo. Turisti rapinati e malmenati da un gruppo di palermitani, episodi violenti che non si fermano. Marco Gullà. Da un lato c'è il mercato, i colori, il folklore e i turisti. Poi dall'altro ci sono violenza, risse e aggressioni. Ancora una volta il centro storico di Palermo ad essere la copertina della cronaca. L'ultimo episodio qualche giorno fa, quando una serena serata in Vucciria si è trasformata in un incubo per 5 turisti. I giovani, 4 ragazzi portoghesi e una ragazza italiana, stavano trascorrendo la serata in totale relax quando sarebbero stati puntati da un gruppetto di palermitani che li avrebbe avvicinati e rapinati. I poveri turisti
avrebbero tentato di reagire e ne sarebbe nata una colluttazione, rapinati e percossi. Un episodio che ovviamente non fa altro che alimentare la lunga scia di violenza che soffoca questa parte del capoluogo. Al tramonto, manco fosse un film, il centro storico diventa insidioso e territorio di bande di extracomunitari. Tra spaccio e rapine, percorrere le vie centrali della città diventa alquanto pericoloso e così i turisti diventano facili prede da avvicinare e importunare. Come richiesto da cittadini e associazioni, spesso mancano le forze dell'ordine a vigilare. Ovviamente una cattiva pubblicità per la città che proprio grazie al turismo è riuscita a scalare le speciali classifiche di gradimento, ma tutto questo non fa che macchiare questi colori, quelli della vera Palermo. In aumento le truffe nei confronti degli anziani nel Trapanese. Dopo gli arresti e le denunce, i malfattori cambiano metodo, ma non le vittime. E i carabinieri chiedono ai cittadini di chiamare immediatamente il 112 e di diffidare subito al primo sospetto che si possa trattare di una trappola. Laura Spanò. Nei mesi scorsi, dopo una serie di arresti effettuati dai carabinieri in provincia di Trapani, si era registrata una lieve flessione delle truffe ai danni di anziani, ma in queste settimane però il fenomeno è tornato a crescere e la preoccupazione anche. I carabinieri infatti hanno raccolto diverse segnalazioni, in particolare a Trapani e Mazara del Vallo, dove si moltiplicano gli episodi che seguono un copione ormai noto, ma con varianti sempre più subdole. Tutto questo nonostante non siano mancati arresti e denunce e le campagne di sensibilizzazione per mettere in guardia le persone più fragili. Se prima lo schema più utilizzato era quello del finto incidente stradale con conseguente telefonata di un carabiniere e l'arrivo a casa di un finto avvocato, oggi a far leva sulla paura sono altri espedienti. I truffatori, verosimilmente ben organizzati e aggiornati, hanno cambiato metodo, ma la dinamica è ancora una volta ben studiata, come spiega il colonnello Dario Vigliotta. I truffatori telefonano all'abitazione della vittima e con la scusa che si è verificato un furto in quella zona chiedono di controllare l'oro presente dentro casa per verificarne l'eventuale provenienza furtiva. In questo caso si presentano presso l'abitazione della vittima, chiedono di far divisionare l'oro presente, tutto l'oro presente dentro casa, e con una scusa banale distraggono la vittima, chiedono ad esempio un bicchiere d'acqua e a quel punto si danno alla fuga con tutto il bottino. È una truffa, chiamate immediatamente il 112 affinché noi possiamo efficacemente intervenire. Weekend al mare, sì, ma senza dar retta a certi social. È pericoloso usare acceleratori di abbronzatura ed è pericoloso spruzzarsi d'acqua e sale per avere la tintarella più in fretta. Desiree Ferlito. Esporsi al sole senza protezione, per giunta nelle ore più calde, o usare acceleratori di abbronzatura, ma anche spruzzarsi acqua e sale per velocizzarla. Sono i recenti, pericolosissimi trend promossi su TikTok. Tintarella da ottenere a tutti i costi, sottovalutando troppo spesso l'altissimo rischio per la salute. I giovani d'oggi si sentono più belli quando sono abbronzati, ma l'abbronzatura fa bene? In realtà quando noi ci esponiamo al sole è vero che produciamo più vitamina D, però andiamo incontro a tantissimi rischi. Uno fra tutti il melanoma, quindi i tumori della pelle. Ottenere il tanto desiderato colore tambrato diventa tra i giovani quasi una sfida. Sui social spopola l'hashtag UV Index, con migliaia di video che invitano a esporsi al sole nelle ore proibite. Di fondo tanta cattiva informazione. Quali sono i rischi secondo te? Non ho la più pallida idea, assolutamente. Non lo sai, però utilizzi la crema solare? Sì, la utilizzo. Quali sono i rischi dell'esporsi al sole senza l'adeguata protezione? Bruciarsi, io ne so qualcosa, mi brucio sempre. Mentre lei si abbronza sempre. Cosa stai usando per abbronzarti? Olio solare spray. Conosci i rischi dell'esporsi al sole senza protezione? Sì, li conosco i rischi, lo so. Sono stato un pochino superficiale. Tra i giovani l'uso della protezione solare sembra essere facoltativo. Dovrei utilizzare delle protezioni, ma non le ho mai utilizzate, quello sì.
Quel che conta è la bellezza della bronzatura da raggiungere subito. A salvarsi la pelle ci penseranno domani. Tantissimi pazienti mi chiedono come mai se si mettono la protezione solare vengono comunque le macchie. Molto spesso il danno è stato fatto da giovani, quindi quando magari non utilizzavano le attenzioni che utilizzano adesso, le nostre cellule danneggiate hanno memoria e oggi che stiamo invecchiando compaiono. Musica, grande appuntamento ieri sera al Foro Italico di Palermo per il concertone di Radio Italia, oltre 100.000 spettatori e tantissimi artisti sul palco. Li vedrete fra poco. A farne le spese però gli automobilisti intrappolati nel traffico. Marco Gullà. Oltre 100.000 persone hanno assistito ieri sera dal Foro Italico di Palermo al concertone di Radio Italia, un evento eccezionale, musica, balli e divertimento. Gli artisti sul palco, da Rova, Rose William e poi Negramaro, Raff, Noemi, Francesco Gabbani, Gaia, The Colors, Blanco, Tananai e Annalisa. La musica che unisce, la musica che accende Palermo e i tantissimi spettatori sul prato del lungomare già dalle prime ore del mattino. Ho bisogno di te, giuro sarà dell'ultima. Tra vecchi successi, brani sanremesi e novità dell'estate, per il Foro Italico è stata una notte in cui l'unico diktat era cantare insieme e divertirsi. Per Palermo è invece il secondo evento musicale di rilievo in 7 giorni, dopo il doppio appuntamento con Gigi D'Alessio a Renzo Barbera. E stasera c'è Cesare Cremonini a Messina, altro tutto esaurito allo stadio dopo quello di Vasco Rossi, grande attesa per i brani dell'ex Luna Pop. Francesco Triolo. È la notte di Cesare Cremonini. Dopo Vasco Rossi lo scorso weekend, Messina si prepara ad accogliere un altro concerto evento dell'estate 2025 con l'ex Luna Pop diventato icona, pronta ad accendere le luci di uno stadio Franco Scoglio sold out e pronta a scatenarsi con le canzoni più belle del cantautore bolognese che porta il tour di successi del passato, il suo ultimo, Alaska Baby. Quindi lo seguo da quando eravamo piccoli, mia mamma me lo faceva ascoltare sempre, quindi praticamente sono cresciuta ascoltando le sue canzoni. Noi siamo di Floridia, provincia di Siracusa. Sì. Avete preso il biglietto tanto tempo fa? Sì, appena uscito, immediatamente. Ottobre, novembre, sì. Che canzone aspettate voi stasera? Nuova stella di Broadway. Calabria, centinaia di biglietti venduti anche in Lombardia, Toscana e Lazio. Noi arriviamo da Palermo, niente, siamo qui per Cremonini, non vediamo l'ora. Che cosa vi aspettate? Di divertirci e di essere spensierati per una sera con lui. Sì, anch'io. Voi da dove arrivate? A Rosolini, provincia di Siracusa. Ma in realtà siamo abbastanza sorpresi di essere tra i primi, siamo arrivati forse un po' in ritardo, quindi... Sì, noi lo seguiamo da quando c'era nel Luna Pop, insomma, quindi siamo qui per lui. Qual è la canzone che aspettate stasera? È poetica. Penserai che non è poetica, questa vita c'ha sorriso e lo sai, non è mai finita. Campioni siciliani, è tornato nella sua ribera da vincitore Vincenzo Italiano, l'allenatore del Bologna che ha alzato al cielo l'ultima Coppa Italia. Davide Sardo. È tornato a casa accolto dall'affetto della sua gente. Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna e vincitore dell'ultima Coppa Italia, ha fatto tappa a Ribera, nel cuore dell'Agrigentino, dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio. In centro, tra amici, parenti e tifosi, ha ricevuto anche il titolo di socio onorario del circolo ricreativo Buoni Amici, a conferma di un legame mai spezzato. Tornare qui dopo aver trascorso le stagioni sportive è sempre una meta per me fissa, con amici, parenti, e ritornare qua per me
al mare, al sole, trascorrere un po' di serenità per ricaricare le pile, ripeto, è sempre una tappa fissa. Nato a Karlsruhe in Germania, da genitori emigrati per lavoro, Italiano è tornato a Ribera quando aveva appena 6 mesi. È qui che ha iniziato a inseguire il suo sogno, passando dalle giovanili locali alle panchine della Serie A. Per me non si è mai staccato quel cordone che c'è con la Sicilia, Ribera, i miei trascorsi anche a Trapani, Partinico, perché sono stato anche in varie squadre dove sono stato bene, quindi la Sicilia per me è una meta fissa. Un ritorno carico di emozione, quello di un uomo che non ha mai dimenticato le sue origini e che oggi è simbolo di orgoglio per un'intera comunità. È il momento della nostra pausa, subito dopo il calciomercato con le siciliane, naturalmente, e il secondo scudetto della Meta Catania. Vi aspetto tra pochissimo. Così di nuovo insieme dal 1° luglio l'apertura ufficiale del calciomercato, ma le siciliane sono già attive. Marco Carli. Il Palermo vive sull'onda lunga dell'entusiasmo suscitato dall'arrivo di Inzaghi, tecnico che ormai in B è una vera garanzia, come dimostra la promozione col Pisa nella passata stagione. Insieme a Brunori ha presentato la nuova maglia dei rosa. La onoreremo, hanno detto. Intanto la società lavora sul mercato, Elia dallo Spezia e Augello dal Cagliari sono 2 obiettivi su cui si stringe, 2 esterni, uno di centrocampo, l'altro di difesa, per puntare in alto insieme ad altri che arriveranno. Per il Catania sono 2 gli obiettivi: dare a Toscano un organico quanto più completo possibile per il ritiro e sfoltire la rosa per far lavorare il tecnico su un gruppo definito. Gega, ad esempio, va al Casarano, Castellini vicino al Mantova, ma con un probabile prestito oneroso. La prossima settimana dovrebbe fornire un responso definitivo su Inglese, anche se le sensazioni, come detto da Pastore, sono positive. Nel frattempo si monitora la situazione legata ad altri attaccanti. In difesa si parla di Silvestri, di Pieraccini, del Cesena. In casa Siracusa, Turati in città ha incontrato la dirigenza per impostare la stagione. Per quanto riguarda il DS, mentre inizialmente si pensava di affidare le competenze al direttore generale, prende piede l'ipotesi invece di una figura specifica del ruolo. Si parla tanto di Laneri, nei primi giorni della prossima settimana gli scenari dovrebbero essere ancora più chiari. Il Trapani ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Sergio Sabatino, il difensore granata che nelle ultime 2 stagioni ha indossato la fascia di capitano, ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2026. La Meta Catania vince il secondo scudetto consecutivo nel calcio a 5. I rossazzurri si impongono anche in gara 2 con Napoli e grazie al 3-2 finale si confermano sul tetto d'Italia. Marco Carli. Una festa che vale doppio, come i 2 scudetti consecutivi, impresa storica che eleva la Meta Catania del presidente Enrico Musumeci, dominatrice dell'ultimo torneo, come dimostrano anche le 2 gare di finale con Napoli, ma anche, e questo è il merito maggiore, portatrice di un progetto serio e vincente basato anche sulle forze catanesi e siciliane in genere. Questa è la nostra prerogativa, continueremo a lavorare sui siciliani, sui catanesi, sui ragazzi che vogliono venire a giocare a calcio a 5. Questo è un grande scudetto perché ripetersi è più difficile, ma quello che ho detto ai vostri colleghi oggi davanti al pubblico catanese è stata un'emozione unica. La partita, intanto la cornice di pubblico, l'ennesimo esempio di quanto Catania sia capace di dare in termini di entusiasmo. Un entusiasmo che ha trascinato fin da subito il primo gol e di un grande protagonista come Turmena, che mette in rete con una perfetta punizione di sinistro. Siamo a metà del primo tempo. Il brasiliano raddoppia al 17esimo sfruttando un power play non utilizzato al meglio da Napoli e segnando a porta vuota dalla lunga distanza. In apertura di riprese ancora uno dei grandi protagonisti della stagione etnea a triplicare. Podda va in rete su tiro angolato. Napoli non si arrende e accorcia con Berruto. Turmena prende il rosso. Napoli si avvicina ulteriormente a 1 minuto dalla fine con Vavà. Ultimi secondi concitati. Sichera protagonista come tutta la Meta, che alla fine esulta con merito ed entra definitivamente nella storia. Complimenti alla Meta Catania, noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.